Saluto a tutti figli di Ridroabi, secondo giorno de campa qui in Balagna, in paese di Veligedo, e ma parla di gonfradana di Ubaese, cu Daniel Mezzacchi, chi di Ubriore, e cu Camille Ambrosini, chi sarà da Guapogu, o confradelo dunque in dessa gonfradana Zantonton, e Ridroemu subito dunque in da gonfradana Zantonton in piazza di Aiesa. RCFM e Campa Qui. Allora si chiama Confraternita di Sant'Antonio, di Policeto. Sta confraterna, da questi iscritti che noi avevamo, da questi insegnamenti che noi avevamo, la prima confraterna è stata fatta, esisteva già in 1760, era una confraterna di donne. E poi dopo non ho mica i tracce di quando è smarrita, quando è compia, e in 2002 tanto dai un paese, oggi preso non ce n'è più, in paese, e su preti qui ha rimesso un brano alla confraterna anche tutti gli enti del paese, tutti gli anziani che si possono vedere così anche nel nostro muro qui, gli anziani paesani qua. Hanno rimesso questa confraterna in marcia in 2002 e così che ero il nostro che introdotto ben inteso questa confraterna e oggi sono il priore di questa confraterna. Questo ruolo sociale di trasmettere a gioventù l'istinto paesano che noi abbiamo, ciò che abbiamo imparato dai nostri anziani, ciò che va e ciò che abbiamo fatto soprattutto, e di mantenere questa lei attraente in paese. Che in paese abbiamo parecchi santi, abbiamo Sant'Antonio per questa confraterna, San Nicolaio di dicembre per la nostra chiesa e il 6 d'agosto abbiamo San Rocco per il santo che ha agapé sotto in paese, che ha la posizione più importante del paese. Allora, oggi esattamente in Feliceto, con fratelli ce n'è esattamente 45. Ma ben inteso, in attività se ne ha assai minimo in attività. In attività si dobbiamo essere, quando siamo tutti, o più, possiamo essere 12, 13, 14. Ma penso che queste cose qui si passano in tutte le confraterne di Corsica, dove c'è assai confratelli, ma qui sono attività, più sovente sono 10, 12, 14, ma massimo. In certe confraterne, conosco certe confraterne, non so assai di più, ben inteso. E stanno giustamente in Filiceto ci sarà la Veglia Pasquale, che noi abbiamo d'abitudine ogni paese, in ogni anno scambia di paese, sarà in Filiceto, stanno che viene sarà in Aregno, tutti gli anni scambia. E stanno in noi, siamo qui in traccia di giustamente metti in piazza questa cerimonia, dove potremo riunire parecchi confraterne da Balagna. E domani per il nostro terzo giorno di campa qui in Feligedo in Balagna andremo a scontrare un personaggio di Ubaese, si chiama Joseph Ambrosini, ha tenuto durante più di 45 anni l'osteria O Mulino. A domani dunque per il nostro terzo giorno di campa qui in paese di Veligedo. RCFM e Campa Qui.